Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio su Cusano Italia TV, ancora sul 264 per qualche giorno e poi dal 4 dicembre saremo anche sull'122. Mi raccomando, voi state attenti, guardate un po' qua, un po' là. E adesso andiamo con la sigla dell'Emigrante. Devo dire che lo corteggio da un po', ci ho messo un po' di tempo perché avevo proprio piacere a farmi una chiacchierata con lui. Il mio motto è «Dicetto pappe non faccia nos dammo tiempo che te spartos». Dopo vi spiego che cosa significa proprio lettera per lettera. È qui con me un artista eccezionale, lui è un attore, un regista, arriva da Pistoia, la Toscana, Ennio Drovandi. Salve a tutti, salve. Ennio, grazie per essere qui. Ti traduco questo proverbio detto napoletano che dice piano piano, la cimice, il pappice, in questo caso il tarlo, alla noce piano piano fora la noce, oppure taglia il mobile, sai, no? Toglie una... No? Piano piano, magari ci mette secoli, però arriva. Però arriva. Io così faccio, magari ci mette secoli, ma arrivo. Ci tenevo proprio ad averti qui per tanti motivi. Ma grazie, insomma, io poi mi onoro di questo tuo invito che mi hai fatto attraverso anche il comune amico Angelo Martini, che è stato un po'... l'ho fatto anche prima da sola. No, poi prima me l'hai detto tante volte. E finalmente ti ho qui. Sì, sì. Allora, la prima cosa che ti devo chiedere, che proprio mi è venuta all'occhio, io lo so Gio che tu lo sai, perché hai il pizzetto blu. La moschetta blu è perché il cervello non mi dice più il vero. Ah, ok. E quindi a questo punto È un vezzo, cioè un non vezzo, c'ha una no, motivazione. mi diverti, è un vezzo così semplice. Allora, tu hai avuto una vita eccezionale e brillante in una prima fase, Sì. Poi dopo è successo un episodio, adesso lo andiamo a raccontare, che te l'ha cambiata, quindi tu come se in questo momento, oramai sono 32 anni, Sì. Che vivi una seconda vita perché hai forse anche capito delle cose in più rispetto a questo episodio che ti ha cambiato completamente. Beh, indubbiamente sono 34 perché 2 sono stati fermi per il Covid. Quindi sono 34 perché dall'89, sì, addirittura. dall'89. Sì. Sì, la storia è semplice, breve, insomma, che si... Non voglio che la racconti adesso, però, perché vabbè. ti voglio raccontare da bambino. No, Tu perfetto. nasci a Pistoia? Nasco e vengo da Pistoia, ma vivo a Roma. Certo, altrimenti non saresti emigrante. Vabbè, mi mancava fare un'intervista come emigrante, mi mancava. Ma di fatto sei un emigrante, siamo tutti No, emigranti. ma per l'amore di Dio, io mi Quando onoro. si parla degli altri che arrivano chissà da dove, noi abbiamo lo stesso percorso, perché penso che poi alla fine, quando ti sposti in qualche modo, ti mancano proprio le cose essenziali della tua terra, poi per chi magari era attaccato alla sua terra come te. Beh, cioè poi come emigrante mi ci ritrovo in qualche modo perché insomma è tipologicamente parlando e si vede negli anni, nel Novecento col cartone di le cartone, no? Andava in giro così. L'etimologia della parola, quindi se tu la vai a leggere bene, quindi non è solo quello, quella è una parte, poi c'è tutta la bella parte. Ma io volevo dire per quello, emigrante, perché insomma, in effetti pure io venendo da Pistoia e poi a Roma, insomma, gli inizi sono stati difficili, poi ne parliamo. Certo, andiamo con la prima foto, vediamo un po' che cosa ci riservano queste foto. Chi è? Mia mamma Enia, lei Enia, io Ennio. Come mai Ennio? Beh, mia mamma Enia, io mi chiamo Ennio con un N sola, anche perché i miei... Io lo specifico sempre, Ennio con una N. Sì, perché i miei non avevano molta possibilità a quei tempi, quindi una N mi hanno dato, Ennio. Hanno risparmiato. E Ennio perché insomma in un linguaggio greco antico è un angelo portatore di bene, quindi mia mamma Enia e disse se avrò un figlio maschio lo chiamo Ennio, che dovrebbe essere nella sua mente un angelo portatore di bene, insomma... E spero di averlo di squisito. Beh, lei per te comunque è stato un angelo a tutti gli effetti. Beh, insomma... L'abbiamo messa per prima anche per questo. Ma ci ringrazio, è un gesto che ho apprezzato molto. Insomma, io ai miei, mia mamma e anche mio babbo e adesso li vediamo subito, mamma e papà. Guarda, tu li hai nominati e io te li faccio vedere, spero. Eccoli. Eccoli qua, questi sono sposati e siamo al Santuario di Montenero, a Livorno. E quando loro hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio, io sono andato con loro e abbiamo rifatto una foto, stavolta tutti e tre insieme, sul solito gradino, nello stesso punto esattamente. Che bello! Era un modo, perché a me piace molto fare dei corsi e ricorsi della storia della mia vita o della vita poi degli altri. Poi la vita vissuta è vita e noi siamo qui per questo, per viverla. Viva la vita, tutta la vita! Andiamo con un'altra foto.
Beh, insomma, questa si commenta da sola, insomma, purtroppo... Io quando gli ospiti mi dicono che non hanno una foto da piccolo, dico guarda, mandami un bambino in culla, tanto nessuno va a verificare. In effetti. Invece questo sei proprio tu. È clamoroso, insomma, anche vedere quel passeggino, insomma, dice tutto. Ce n'è anche un'altra da bambino, forse 2 addirittura, le vediamo anche abbastanza velocemente, giusto per raccontarti da piccolino. Sì, insomma... Qui sei carinissimo, sì. Col cappottino. Per capottini, vedi, queste classiche... E qui sei già più grande. Grandi, le classiche foto che si facevano alle elementari. Si vede anche dalla mappa che c'è dietro, dal mappamondo. Ma tu lo sapevi quel giorno che ti avrebbero fatto una foto, te lo ricordi? Perché Beh, sei certo, ma le foto che fatte a scuola in quegli anni erano un preparativo immenso. Cioè, quindi sei preparato per quello? Ma stai scherzando? Non andavi in giacca e cravatta? Ma no, ma ci preparavano a casa, era proprio una cosa meravigliosa. La foto a scuola negli anni 60, che classe sei mamma qua, mia. te lo ricordi? Che classe sei? Quello è una terza elementare. Una terza elementare. Tu però dici, io per scelta ho voluto studiare fino alla terza media. Perché poi per scelta, poi perché mi bocciavano, poi per scelta, siamo tutti e due. Diciamo una scelta un po' indotta. Ma indotta, insomma, perché però tu avevo... avevi già un palco su cui esibirti, che era il chiostro. Di Piazza Mazzini a Pistoia. Beh, insomma, io ero il classico studente che a scuola, insomma, nelle gite scolastiche sta in fondo, detta legge, detta i compiti, non compiti di studiare, i compiti per divertirsi, e quindi ero un po' il malandrino della scuola, in senso buono. E i miei voti non erano mai buoni in condotta, ma non perché facessi stacchi cose, ma perché facevo confusione. Magari certamente, era molto esuberante, le battute a scuola non sono tanto... No, in quel tempo, in quegli anni ancora meno, insomma, era molto particolare. E allora allo studio, insomma, preferivo altre cose. Allora, e quindi aiutavi anche i tuoi genitori nel loro lavoro? Beh sì, in quegli anni, quindi i primi anni, no, certamente facevo una vita insomma, un po' ribelle, ma un ribelle sempre in una logica che a vedere in quel tempo, ovviamente. Quindi un ribelle, un sano ribelle. Ecco, rispetto a oggi, la ribellione di quell'epoca, insomma, veramente... rispetto a oggi era un chirichetto proprio. Ho fatto anche quello, però. Era un chirichetto e quindi tra scappellotti, si dice in Toscana così, e ho preso la licenza media e poi niente, poi ho fatto tutti i mestieri possibili del mondo, ecco, con piacere. Quando c'è stato poi insomma lo scatto che hai detto vabbè, visto che io sono simpatico, tutto sommato faccio anche ridere, adesso provo la strada del cinema, come ma io perché diciamolo, sempre nell'ottica di quegli anni, tu non hai fatto l'accademia. No, insomma, io ho fatto una grande università che è l'Università della Strada, io la chiamo Università delle Mattonelle. Me la sono segnata, esatto, hai fatto l'Università delle Mattonelle, che delle Mattonelle, tantissimo. perché io vengo dalla strada e avevo questo chiosco, quando morì appunto mia madre, io rimasi a Pistoia in questo chiosco, si vendeva le paste insomma, alla gente, e lì insomma nella mia idea volevo fare l'artista, ma la volevo fare perché era semplice, vedevo giornali la mattina e quando vedevo giornali vedevo Roma, le feste, gli attori e le attrici, e vedevo che tornavano, che scrivevano sono stato a una festa, belle macchine, quando sei tornato rientro la mattina alle 7, e io dicevo porca roba, questi vanno a divertirsi, rientrano alle 7, vanno a dormire alle 7. Io alle 7 mi devo alzare e non mi torna. E dicevo, ma non si potrebbe fare questa vita, mi sembrerebbe più consona a me questa vita. E volevo fare l'attore. E allora conobbi Benigni, casualmente. Casualmente come? Casualmente fino a un certo punto. Esatto, fino a un certo punto. Tu ti sei presentato a casa sua e hai bussato alla sua porta. Decisamente, era il primo gennaio, mai visto in vita mia. Io c'ho un amico, si chiama Loppa, che poi ha recitato che non ci resta stato che piangere, e mi diceva, guarda che io scrivevo delle canzoni con una chitarra, qui c'è il maestro Martini, insomma mi perdonerà, avevo questo chiosco con le corde di chitarra a 6 corde, io ne avevo 4, perché non c'avevo altre 2, e con quelle 4 corde io, mentre vendevo le paste, scrivevo i testi sui fogli dove si rincartava le paste, e scrivevo i testi su questi 4 corde, e a me pareva di fare l'artista, il cantautore, e scrivevo queste canzoni, e un giorno con questo mio amico, il primo dell'anno, del 1981, e lui mi disse andiamo a portare queste canzoni, disse andiamo a portare da Benigni, io non sapevo neanche chi era, e allora prima si andò da Guccini, in un paese che si chiama Pavana. Guccini, scusate. Francesco Guccini. Prima vado da Guccini, ma visto che Guccini non c'è, passo no, c'era Guccini, ci ricevette anche, ci vide questi 4 così un po'. Io non sono adatto a ma queste lui mi cose. guardò così, io dissi, ma io ho una cassettina, ma lui mi disse, ma guarda, io non c'entro niente, disse porta da Benigni. E lei mi fa il mio amico, dice guarda andiamo a Benigni, ma è sempre il primo dell'anno, eravamo su montagna, e io dissi ma dove sto? Lui mi disse so io dove sta, c'è a Vergaio, vicino Prato, e dalla montagna con la macchina, sempre con le fidanzate dietro, si andò da Benigni, a casa di Benigni, si arriva a questo paese, dice dove sta Benigni? Lui dice sta là, ma lui era già famoso, ma io non sapevo chi era.
però era famosissimo. E io stando lì, e è il 1° gennaio, era alle 4 del pomeriggio, e io faccio il campanello, faccio dri, e sono al campanello, sento una voce dall'altra parte, fa, chi è? E io fa, ma io splendido così, fa, e c'è Cecco Benigni. E lui fa, Benigni, dall'altra parte, sente la voce, Benigni non c'è e soldi non ce n'è per nessuno. A questo punto apre la porta e quando l'ho visto davanti, con quei capelli così era quegli anni, ho visto una faccia che l'avevo vista da qualche parte e gli foglio. Ah, siete Benigni, ciao, io sono Ennio, questo è il mio amico Loppa, queste sono le nostre fidanzate. E sono entrato dentro. E questi erano ancora al pranzo del 1° dell'anno, tutta la famiglia di lui. E hanno visto questo pazzo che è entrato lì. Io poi mi sono messo a sedere. Oh, all'8 della sera era ancora lì. E poi siete diventati amici, no? Perché la tua storia è talmente bella, hai talmente tanti aneddoti che ci vorrebbero veramente 3 ore per raccontarti tutto. Ma a proposito di musica, abbiamo una cosa per te. Una. Vai. Il tempo è nei giorni che passano pigri E lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni via, qui non ne usciamo più. Alex Paravano, Grazie Alex, grazie. E abbiamo fatto un salto perché in realtà dopo Benigni ci sono una serie di episodi che qui sarebbe veramente lungo a raccontarla, ma lui inizia, diciamo, la sua carriera d'attore con i Miracoloni, sì, giusto? E poi ci sono tutta una serie di film e situazioni importanti. Lui conosce, pensate, recita con Gastone Moschini, per chi insomma ha vissuto quell'epoca. Gastone Moschini, non so, a me piace in modo particolare, Renzo Montagnani, Aldo Celi, in Amici miei, atto secondo, questo. Sì, Amici miei, atto secondo. Poi però è eccezionale veramente con Diego Badantuono e con Johnny Dorelli ancora, Violentemente mia, no, sempre con sì, sì. Aiutami, a Badantuono questa qui. Sì, hai lavorato con Antonelli. Steno, hai lavorato con Carlo Vanzina, hai lavorato con i più grandi, i più grandi. Ho fatto tutto un elenco, ma ripeto, noi andiamo un po' di corsa. I Picari nell'87, Rimini sempre nello stesso anno. E poi volevo vedere velocemente, mentre io parlo, mandatemi per favore le 2 foto con Benigni, perché ho saltato, diciamo, l'idea che mi ero fatta della scaletta, ma voglio andare, ci sono 2 foto, la 8 e la 9 con Benigni, eccolo. Questa una è con Benigni, qui sei proprio giovanissimo all'epoca in cui lo conoscevi, qui sei da solo, penso che all'inizio della tua spettacolo carriera. della mia vita. Esatto, il primo spettacolo della tua vita. E poi, se cortesemente, mentre io parlo, mi mandate tutte le locandine che ho messo in ordine più o meno d'uscita per raccontare. Beh, insomma, è stato anche l'unico attore, mi fa piacere dirlo, anche per omaggio a Mario Monicelli, sono l'unico attore caratterista al mondo. Speriamo che sei femmina, pure hai fatto. Sono l'unico attore al mondo che è stato diretto 4 volte da Mario. Io ho fatto 4 film con lui. Infatti ce l'abbiamo, guarda, ce l'abbiamo nelle foto, nelle varie foto che adesso arrivano, che scorrono. Sì. Abbiamo messo tutta una serie di locandine che ti appartengono, anche di film importanti, quindi eccola qua, questa è eccezionale veramente. Poi vediamo un po', era quella che appunto la canzone di cui si parlava prima. Questo con chi è? Vabbè, questi ragazzi della terza C. E vabbè, questo è un successone senza precedenti, sempre ancora stiamo vedendo quella locandina lì. Questa Rimini, successone enorme. Esatto. Tutti film cult che insomma ci ritroviamo anche oggi. Che stavo dicendo, che all'epoca forse erano un po' chiacchierati, oggi sono diventati cult. Sì, veramente, non li volevamo a quel tempo. Insomma, diciamo che oggi Violentemente mia, no. Ma sì, tutta la serie di film. Un titolo che non sarebbe possibile. Ma infatti la cosa che, fammelo dire, noi oggi viviamo una storia meravigliosa, ma noi abbiamo un patrimonio culturale e cinematografico e televisivo fantastico grazie agli anni 80 e fino all'inizio del 2000. Poi con questo fatto del politicamente corretto, tutto quel cinema, questo qui non ci sarebbe più niente, ci mancherebbe un pezzo enorme di cultura. Insomma, non mi pare, io non sono d'accordo. È vero, e sono d'accordo con te. Tu sei proprio nel pieno della carriera, addirittura si parla... adesso me l'ero scritto da qualche parte. Vabbè, volevo dire intanto che I ragazzi della terza C era diretto da... Era diretto da Claudio Risi e abbiamo vinto 2 telegatti consecutivi. Esatto, quindi stavi proprio nel pieno della carriera, sì, quando... Avevo firmato un contratto per andare a presentare Domenica Inn. Il 6 ottobre sì, del 1989 accade questo, se mi fate vedere la foto. Tu esci dall'autostrada. Vado a fare queste da Orte, sono in fila, poi cerco di sorpassare la macchina davanti a me, ma ero in fila, a 5 all'ora, il sole mi ha abbagliato e c'è stato questo incidente, insomma, nel quale ho perso la vita.
E questo tu dici, io per un attimo non ci sono più stato, per un attimo, per un po' di tempo, sono andato da un'altra parte, Sì. ho questa sensazione. Sei stato per quanto tempo, diciamo, in questo stato confusionale? Ma è un tempo, insomma, indefinito per quello che riguarda me stesso, per quello che ho provato e ho fatto. Faccio una premessa per chi ci ascolta da casa, non andrò molto oltre in quello che sto dicendo, ma questo l'ho fatto io, faccio una premessa per me, questa è la terza intervista che faccio in questi anni, sono andato una volta, vado raramente, poi come dicevi dall'inizio, sono andato da Caterina Balivo su Rai 1 viene da me, ho fatto TV 2000 2 anni fa e vengo da te e se ne parlerà fra un altro po' di tempo. Io lo so che io lo e so. in questi tutte e tre, compreso oggi, ridico la stessa cosa. Oltre un certo punto di questo mio racconto non vado a raccontare, lo dico da casa, certo. C'è un'aneddotica in rete, fino a un certo punto si va, oltre non vado, mi soffermo lì, quindi non entro in questo perché dovrei raccontare cose che sono difficili anche a raccontare, Diciamo forse non voglio neanche raccontarle. Diciamo che questo è stato un momento... Però, rispondo alla tua domanda, c'è stato un tempo che è stato... diciamo, se lo vogliamo conteggiare, perché non c'è parole per spiegarlo con le parole di oggi, se vogliamo conteggiarlo, diciamo che sono stati 1 minuto e mezzo al tempo terreno, in cui insomma io ho fatto un viaggio da un'altra parte. Ok, Così. dopo questo episodio comunque tu ci metti un po', però ti riprendi Sì, e capisci che la vita è bella e che la vuoi vivere e quindi crei la festa della vita. E creo la festa della vita. Che mi sembra un regalo alla vita e a te stesso importante. Sì. Abbiamo una foto, così tu mi racconti mentre la guardiamo. Questa festa è nata nel 90 con una festa una scena fra amici, eravamo una 20 persone. L'anno scorso eravamo 1200, quest'anno 800, c'era anche tu, come c'è Martini, che Martini ormai è il presentatore ufficiale della nostra festa, ed è un inno alla vita, è una festa, appunto, festa della vita, che è l'unica festa al mondo dove si festeggia l'esistenza. Non esiste in un'altra parte del mondo, ne ha parlato il Washington Post, il Times, eccetera. L'unica festa della vita si fa a Roma, e come tu hai ben visto, tutti vieni tutti lì, tutti vestiti eleganti, tutti i miei ospiti, e si festeggia l'esistenza. Tu ami molto l'amicizia, per te l'amicizia è importante? Sono per i rapporti umani. Certo, ecco, io sono un uomo che ama i rapporti umani. Se c'è un rapporto umano, con me si va avanti. Se non c'è un rapporto umano, giro. Siccome vedo che il tempo stringe, io metterei gentilmente dalla regia la foto numero 28, un secondo proprio la vediamo, e poi mi mandate il video che vi ho lasciato. Questa è una foto, sono io con Paolo Rossi, perché lui ha partecipato al film che ho fatto su Francesco Nuti, che si chiama Ti vogliamo bene, il film si chiama Ti vogliamo bene Francesco Nuti, è un omaggio che ho fatto a Nuti perché nei primi anni 80 versavo in condizioni economiche disastrose, le mie entusiasmi per fare gli attori erano tanti, ma andava forte anche il non pagare gli affitti, e lui e Benigni mi prestarono dei soldi che ho reso, e allora io quando ho fatto un film l'ho voluto omaggiare, Ti vogliamo bene Francesco Nuti, e Paolo Rossi in questo film l'ho preso e fa l'ultimo gol con la maglia azzurra dove ha vinto il campionato del mondo, l'ha fatto nel mio film. Questo e tu invece questo che cos'è? Me l'hai portato e hai detto Gio ti porto una cosa? Perché ho piacere che Francesco Nuti è deceduto il giorno di Berlusconi, quindi tutti i mass media sono andati dall'altra parte, ma cosa mi dispiace è che la televisione non lo ha omaggiato come avrebbe dovuto omaggiare un artista del genere, e quindi io quando posto nel mio piccolo, oltre al mio film che ho fatto Ti vogliamo bene Francesco Nuti, dico ricordiamoci di questo eccezionale poeta della comicità italiane e non solo. Elio, il primo ricordo che hai di quando sei venuto a Roma? Beh, insomma, sono da Roma la prima volta, è il sogno di un ragazzo di provincia che parte appunto dal niente, quasi un po' un immigrante, che viene qua e sogna quello che sto vivendo oggi. Sogna di fare un'intervista con te, sogna di avere una platea davanti di amici che ti guarda, sogna di avere una platea di persone che ti stanno guardando lì dentro, voi che mi state guardando lì da casa, e sognava questo. E il bello è che questo sogno è diventato realtà. Come diceva Walt Disney, se hai un sogno, sognalo. Ti piacciono i bilanci? Beh, i bilanci io li amo, sono uno che ama i bilanci, sarei un bilanciere dei bilanci, però il mio bilancio è sempre nel futuro, quindi amo l'oggi e sono proiettato al domani, ma non mi scordo che per apprezzare il futuro bisogna non dimenticarsi del passato. Abbiamo un'altra canzone per te da parte di Alex. And you can tell everybody this your song may be quite simple now that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put on a wall a wonderful love.
life is wild in the world. Beh, Your Song. Grazie Alex. Grazie Alex, gentilissimo. Perché hai scelto questa canzone? Beh, perché è una canzone che mi fa pensare agli anni 80, mi fa pensare a Pistoia e è una canzone che fa, come dire, inumidire il mio cuore. Questa canzone lo fa inumidire e quindi mi dà sempre quella sensazione meravigliosa di rimanere coi piedi per terra. Quindi Your Song per me è Ennio, stai sempre coi piedi per terra. Un giorno Marcello Mastroianni, quando feci il fu Mattia Pascale, si parlava, mi insegnava recitazione. Marcello Mastroianni me la insegnava, non uno qualsiasi. Quindi è vero non ho fatto le scuole, ma ho avuto dei maestri al mondo. Mi disse, ricordati Ennio, mi chiamava Toscanino, mi disse Toscanino tu sei uno bravo e ce la farai perché si vede che hai talento, ma ricordati sempre, e lo dico anche a voi a casa, mi disse questa frase, ricordati, più grande sarai, più normale devi essere. Il successo è un codice. Beh, il codice del successo è sto bene, perché ti dà grandi facilitazioni, ma richiede grande impegno e grande sacrificio. Però, se la cosa la ami, il sacrificio non esiste. Esatto, e invece in questo momento che progetti hai? Beh, adesso ho appena terminato, lo sto montando e doppiando in questo periodo, insomma, un film che si chiama Guance Rosse. È un film che ho scritto per la piattaforma, per la rete, dove racconto gli anni 70. È un tributo, un omaggio ai 40 anni di Sapori di Mare. È un omaggio a quel poeta, anche lui, che è Carlo Vanzina, perché è una penna straordinaria, un uomo di grande sensibilità, quindi un omaggio anche a lui. E racconto questo racconto della storia di due amici che si incontrano e rivivano le feste in casa, il ballo con la scopa, cioè, i falò sulla spiaggia, gli amori degli anni 70, i sentimenti. C'è una frase molto bella del film che lo racchiude e dice: quando c'erano i televisori in bianco e nero, ma avevamo i sentimenti a colori. Oggi abbiamo le televisioni grandi a colori, ma i sentimenti, ahimè, sono in bianco e nero. E su questo non posso che dirti grazie per essere stato qui con me, con noi tutti, grazie veramente di cuore. L'immigrante è bellissimo. Non ti muovere, noi ci vediamo dopo la pubblicità qui a Cusano Italia TV. Ciao a tutti!